il dibattito che si è aperto oggi qui in aula mi ha ricordato inevitabilmente la campagna referendaria che ho vissuto in prima persona l'estate scorsa, confrontandomi spesso sul territorio in vari dibattiti. Naturalmente io sostenevo le ragioni del sì alla riduzione del numero dei parlamentari e appunto mi confrontavo con chi sosteneva le ragioni del no. E ricordo che per sostenere le ragioni del sì mi richiamavo proprio alla Costituzione, quella Costituzione che il sì avrebbe in qualche modo cambiato per sempre. Ci sono due articoli della Costituzione in particolare a cui mi richiamavo. Il primo era l'articolo 49, il secondo era l'articolo 67. In questo grande e straordinario meccanismo di pesi e contrappesi avevo individuato in questi due articoli della Costituzione il giusto peso e il giusto contrappeso. L'articolo 49 della Costituzione mette al centro dell'attività sociale e politica del nostro Paese proprio i partiti politici. Affida loro un compito non facile, arduo, cioè quello di filtrare la classe politica del Paese stesso. Dall'altra parte, l'articolo 67 della Costituzione impone che non vi sia alcun vincolo di mandato. Ed è giusto non imporre il vincolo di mandato all'articolo 67 se i partiti politici fanno doverosamente il mestiere a cui sono chiamati nell'articolo 49, cioè quello di filtro della classe dirigente, perché sono messi al centro dell'attività politica e sociale del nostro Paese. Dico queste cose dai banchi dell'antipolitica, ma l'antipolitica io la intendo e si, secondo me, appalesa plasticamente nelle parole della persona che noi stiamo stigmatizzando in questa mozione. Per me l'antipolitica è sostanzialmente quella e sta a noi riportare la politica al suo primato. Quindi io mi chiedo, la domanda a cui tutti noi, secondo me, dovremmo rispondere è se l'atteggiamento stigmatizzato in questa mozione sia pro o contro l'articolo 49 della Costituzione. Grazie Presidente.